aspetta che per me cagnelu vienta, aspetta che per me cagnelu vienta. La figlia gli si è lasciata e poi l'ha parte tua. Io tengo la casa occupata a dormitorio pubblico. Ha già avuto terra con sto tempo. E quando sono messe pure io? No, e che c'entra? La figlia sta sola, anzi tu mi scusate se Salvatore l'ha già avuto rimandata la signora in petto a dormire. Ah! Cristoforo Colombo! Ma che dice? Se sta sulla mia palomma! Ah! Cristoforo Colombo! No, Piazza Cristo Colombo! Lo tenente Colombo, conosci? Cicci! Non è che me ne cavo, c'è come ma... Lascio un po' che Ma nacca! che stai dicendo? Chi le sa lasciare? Chi l'ha dato mio fratello Poppietta? L'ha dato quando si è portato i soldi! Ma una casa vita, ma secondo te, ma che te l'avevo portato a mercato? Hai ragione, la finì. Invece l'ha dato mandare, sai perché? Ieri ero trattore, che la mandava tutto pranzo. E ha mandato perché ha saputo come è venuto frate all'America che sono. Mica come mamma chi? Ecco, No! Appicciato! Perché
Cristoforo Colombo in morte fa! Ma non c'è, io ho fatto vedo tu! Ah, Ravili! I già mangio pignato tutte le zone, la signora spera a te! Allora, Mamma che le si vede che lo ronca, signor! Ma basta che la signora spera a te! Ma tu ti ricordi quando sembra casa fuori grotto? Ma non faccio come padrone casa! Sì! Va così! Va! No, esiste proprio! Mi lascio una parte che non voglio vedere! Allora vuoi, non ci abbiamo facciamo un po' di tempo che le lascio! Aspetta, sì che sta scendendo vai! Ma non che si scende solo quando sente parlare già! Va, prepara! Ma non vivi! La vita nostra era commedia, ma non vivi! E tu sei una mattrice! Ma scusa, ma non attenta! Picchia! Fabres! Angeli! Muoviti! Ma prepara! Io vado per qua! Mi sta già per le brave di morte! Ascolta! Ascolta! Ma sempre Mi ascolta! adesso siamo pronti, ma non ne vedi niente, sai? Che strada vai mancando! Ecco! Accabato, mamma! A posto! Vieni! Mamma mia! Ma che ma fa buona, sta da fare buona! Già non buona Maria! Ma no, che succede? Cici, ma bello mio! Che spavento!
figlia, fra una settimana si marita e la biancheria mi servirebbe subito. Oh, ma bene qualcosa. Ma mi sembra questi momenti di parlare di matrimonio, ma non vedete che mio cognato è morto, no? E mia sorella è sulla pensola, mi rimane, no, rimane voi! Direttamente a suonare con Per dire che comprerò dei capi nuovi per mia figlia. signora! Se avete bisogno, non esitate a chiedere. Vi cucinerò io qualcosa e ve lo farò portare fin qua dal mio fratello. Ma non potete nostra signora! Signor, grazie, però non promette che lei non va a finta che Luigi! Forza molto a me! Oh, ma quanto mai cicci tu mi premo? Ma chi la cucina? No, e allora devi sapere che è venuta la signora Sperandeo. beh. Sei venuta a pigliare il solo che tu mi hai fatto impegnare. Allora sai che abbiamo fatto mia sorella da Filippo? Sì. Le poche teate, le poche sceneggiate, poi ci pigliamo poche di imballanza, cicci. Cicci, la sorma, senti a me, no? Ma te, se non dacci sa fama, tu non muori più! Quando la signora Sperandeo mi regala il suo brutto, qui con la vicina qui. Ah, ma allora mi sta un po' come sei. Ma come, che lo dici? Vicino a casa mi sono uscitato, no, certo! E che sta messa a fare? Mi ha messo tornare all'astro! Cicci, non fa tanta chiacchiere, sciacqua da faccia e va a parlare con frate della Cesarina. Va buono. È l'unico che ci fa allora tutte le riempe che abbiamo fatto. Hai ragione. La prima cosa che mi spigno correte la signora Sperandeo. Sì, Oh, Gianchie! sì. Oh, Salvie! Oh, collega! Sì, era fine, ma dopo che si è così ostinata. Ma secondo te? Ma io guarda, te ne so, che me lo porto a perdere. Vabbè, ma queste sono stramballatezze che americane a botte fanno, capito? No, non ce la so. Che so cose che fanno con disperazione. Meno male che però sei venuto tu a morare poi con un po'. Ma Gesù, ma tu ne hai? Che non dovevi la sigaretta? Non dovevi una mussolina? Ma non è come si fa? Che la signora Sperandeo torna la settimana che tra, se ne ma che l'ora? La fai tu la madre. Tu c'è? Una cosa di ognuno, ma andare a pigliare il brioche. Cosa fa? Io appena visto un pane da me la bene. Ottima cosa fa questo po'. Ma tu non sai che mangia il brioche. Ma veramente? Io ricordo la frate dove scendevi certi piatti e pasta e pasino. Ma una volta, io mi sono abituato alla maniera. Ah sì? Allora portate, sì, sì. Oh, ma era mussato. Guarda, tu dici alla Maria. E Che fece cosa stravedere. sì? Quello con me la Maria ci sono rimasti la bocca così. Giuro che si chiude. E poi fa lì. Ma la valigia così. Rossa così. Gira in zeppa di roba. Che sei tutto carta di giornale. E cosa da fare? Vuoi a palestra, frate? Ma quando lo fanno? Ma perché giornale così? Giornali importanti! E io ci ho letto un uomo con i certi titoli. Allora, ci sei scritto. Il primo giornale c'è scritto. Sì, New York Times. Il secondo giornale c'è scritto lo Sciandone a posto. Ah, non è tu. Ma che diretto? Dove si vede il diretto? Ma filina mia, terzo giornale. Sì. Era rosso quando hanno manifesto. La coppa c'è scritto Chicago. Ma anche i soldi per la carticina, che non fare. Da proprio molto fa. Ma che stai dicendo? No. Ti bisogna fare una cosa. E tu fratello tuo. Sta a letto con giornale. E tanto giorno sopra. Ma che ne so, giornali importanti che portano una fotografia super bella grossa in prima pagina. E ci stai scritto qualcosa su questa fotografia che ci parla. Esatto, ci dà sempre giù, mi ricordo. Secondo me che sei una che hai ricercata. Ma che stai dicendo? Ricerco. Ma no, la finita. Tu ti mise proprio con morto, papà, non ce ne va più. Non c'è la sorghi. Abbracci sa qualcuno là e non si mette da parte. Non dici di sciocchezza! Che sarà un importante, perché in America uno frate di quali miei amici fanno un matto come a me, guardi che dà una personalità importante. Manda a pigliare il brioche. Dio. Esatto. No.
Dici tu, io. Ma che sacchi, dai! Quanto vuoi? Senti, mi brioche a rate, non ce l'ho. Ma hai girato tutti i soldi del lenzuolo che ha già impegnata! Tutto quanto per la Ma io la messa tutta vita la comunale, capito? L'aperitivo, lo spumantino, così, la pelle pastiglie, le sigarette, che le stanno portando pure. Ma allora te la riti che tempo, sì! Senti, che le si fanno sigarette russe, c'è? Che soldi tuoi? Allora si proprio un battinocchio, sì! Ah, sentite a me non cose i soldi mi rimasta ancora in buio. Come va a pigliare questi brioche? Va buono? Bravo, subito! bravo, a finire, bravo. Con mortificazione pure annazza a sorma, cicci! Ma che mortifica fa? Andiamo, è andata mezz'ora, rigimmo quartiere $1000. Ma allora te la riti, la buttata, la confidata! Che diavolo c'è? Non ne portavo per questi comandi, te. E che ne sai? Poi ti fanno questi cose! Non dovrei Permesso! Qui, oggi è Narino carissimo, quali comandi? Oggi c'è la solita preghiera. Chi la quando vostro cognato ha fatto quella 10 sparate. Figlio sta ancora più guardate primo cavaliere. Vabbè, facete una cosa, dicete a Gello Cavaliere che io appena... Non ne dici proprio niente, tu a quella specie omma là, le ha pagata! Meno male che a Sammy in famiglia se va a parlare. Ma si fa un braccio, soldi che ci sono un attimo. Cicci, ma che ne te frate? Circa la rapata! La rapa là, ricorda, a me soldi. Ma che cosa sta asciugando? A me lo fa brutto. Oh, Gesù, a chi ne lo fa brutto? Ma allora io ci proprio a lavorare aziendista stamattina! Perché? Uè, ma tu puoi passare noi a me? Io qualche giorno che sai che faccio? Io acchiappo a qualcuno che sta papietti o un pino brutto! Cicci! Mi mangia spaziata si vede anch'io, o panettino, o salumiere, o fruttivente, e a sta specie di mosca assillante che trasegge in la casa. Cicci, i cocchi giorni hai visto? Tu ce lo ha da capa! Ma che combinato? Ma che c'è? Io sono innocente, non ci fatto niente. Io sono mandato. Calmate. Però con la calma si risolve ogni cosa. Calma. Vabbè, ma vuol dire che vengono un po' più tardi. Infatti, mi dici tardi che cosa sta scendendo? Questo è mio fratello, è abituato alla vita di cazzi che no. Ian, vedi più tardi. Brioche! Ma che mattina, Ma che resto compagnia, Cicci? Chi ne sarà buttata alla verifica quando mi tagliamo a me? Chi non è abituato che cameriere che senti tu? Se gli diceva da tutte i brioche. Se no chi si innervosisce la loro. Oh, ma che devozione. Perfetto! Che cazzo immaginare che ne sai fare? Non so scappare che sette. C'è mai che faccio? Ma dici che vostro cognato? Ma quando mai, è una brava persona, qualcosa sarà successo, state calmi. Però voi ditecelo che io sono mandato. Non è colpa mia. Ma Moretti non è colpa vostra, non è colpa di nessuno, ma è una brava persona. Becille, Gradino! No. Idiota! No! Me ne va chi in America! Ma che rende tu? Che ride, Cicci? Fatti che brioche non so mo'! Oh, bene, dove sta? C'è da cagnare. La facciamo, ti che la fatto un muro, sai? E tu che la schifezza in roba, madame brioche, vai! Ci sei, mi fa Ma che leggi spiegare, sciarappa tu! D'altro canto, io ero un portiere così disastrato. Sì. Credo mi aspettare. Ma ti stai spiegando una cosa? Shut Sarà. up! Quando facciamo lì come arrivano in meglio brioche, come ti pasticcere? Dov'è? Oh, spensi! Addosso! Ma che fai tu a ne braccia sotto la tavola, vai tu a? Addoti! A dodi? Addoti! A dodi, Cicci! Oh, che sei là, dov'è? Tutti mani senza la roti! Dici ma lo devi, ma scusate, Se posso avere, Rodiere, arrostare! ma che sto perché lo sappiamo, beh? Dove lo sta? O telefono, Oh, dov'è? telefono! Non lo tengo, Non ti lo telefono! Sei pazziato! no, faccio vedere. Perché? Ma perché ci sei? Ma io come campo senza telefono? Come campo? Come faccio senza telefono? Gesù. Ma come mi fate vedere? Ma calmo! Che non te lo telefono, ma calmo! Che sono abbastanza mano senza vedere? Ma tu sei un povero uomo, sì! Mentre io! Ma tu? Fammi la sigaretta! La sigaretta, come fatti nervoso? Dici lì! Ecco la gelata qui, dici.
Ma come, tieni uno scatolo di cerina? E la cava pomidore tu da sti uno scatolo di cerina? Niente di meno si dà sto papà un centesimo all'anno, one! T'aspettavo cagare le cerine! Ma che ci capite, Cesare, tu che non lo vuoi essere in macchinetta, ma grazie a me si credo sia buttato. Ma veniamo a noi, che stamattina già mi sono nervosito, sto nervoso. State calmo. Io almeno là sfogavo con qualcuno, mi pigliava a cazzotti e sfogavo con qualcuno. Ma Cicilla! Sì. Io vedo che dovete parlare di affari di famiglia e quindi va... che più tardi. Ma non hai visto quando è brutto? Ma visto chi è? Sei una brava persona, Don Gennarino Pesce. Questo la raglia tua. E che vuoi? Ma perché non riuscite a verità? Chi là tu si sa regola? Ma se si può parlare un solo? No, quello là è l'esattore padrone di casa. Che vado? E siccome avanza 4 mesate, 4 mesate. 4. E perché c'è da? Come c'è tu? E tu metti ma sai che... E secondo te, frate mio, lì si poteva mettere la mano a sacco, facevano il cacchio si stamattina. Ma perché non è chi? No! Non è chi? No! Mamma. Oh mamma, tu c'è quel cazzo, questa cazzo. Allora, non so. Stiamo pure a rischio che stiamo a fare i miei salami. Sì. E non figuri ci faccio con quell'americano che faccio portare. Uè, e te chi te l'ha pregata la buttò? Tu! Dio! Tu, ma dici io sto bene. Ma scuretti sto bene in salute! Io ci vedo che non stiamo bene in denaro. Hai capito male? Ma pure Cuccetti scriveva che faceva tavolo, tavolino, capretta sotto, capretta a notte. Scrivevi. Ma cosa facevi di sé? Ma facevo un scritto, che gli hai scritto a chi? Ma cosa Ma c'è di affezionato ai capetti! Sì, mi piace il cornuto, si sa Naturalmente, manca la carne, Va, mi stava la carne, doveva chiedere qualcosa a tu. La carne arabica. Una gallegata? la carne, la macchina. Ah, ma? Allora che si paga per lì? Andiamo. Manda la macchina. dopo che non ho capato, mi fate chiarare la Mi dai da sé caffè? No, non si caffè. Io dico la cicucetta, la sicena, la topolina. la Topolino! La Topolino, sì, la Topolino, Sì, sì. la Topolino che piace sta facendo il troppo la cucinare! La Topolino! Questo è proprio un ragazzo. Sono buona la storia. Meno male che sono arrivati. Meno male che ci sono io. Perché aver compagno al duolo scema la penna. Ma io ti vado a compagni che sono tuo, che è scemello fa. Sì, vada! Chi se non è stato pure un umano scende mezzo tuo di là! Mi faccio un ruota! Si ci sta sputtando. Basta, ci cagliamo. Va, vieni, no? Ma che vuole dopo, ma ci cagliamo vestiti, ma si esce come si tra io. Ma che riesci? Certo, oggi va a sapere papà. Quella banda c'è. Quella papà, a bagna l'acqua. C'è proprio una bella ventina di surrenda, messo rossi. Quella andare all'America non ci sta. Poi non si deve mangiare, attenzione, che io non mangio assai pasta, io mi mantengo leggera. Una volta il contorno vicino al secondo mi fa piacere, una bella fallata di salame, Aspetta, quando fai di sé, io sto come sai. Avevo disegno, a capo cimolotta, bella mia. Mamma, fallata di salame, mozzarella di bufala aversana, pane cafone di caivano, No, poi mi chiede la serra! Che le che non ci piace! che le più buone. Le rimane più buone la campanetta. Ma che buono, sta Allora, bella falanghina, bottiglia falanghina ciò, uccellino vicino, vermouth, dolce, caffè, mazzacaffè e basta, ma mantengo leggero. ma che lavori sei sullo scalo? Ma dimmi una cosa, la miss non mangia. A miss si mantiene ancora più leggero. Ah, sì? A miss solo succo di pomodoro e la bottiglia di latte perché il vino non c'è. Oh, Vai, non pure visto, dai. Sì. Non vado a cagnare, come pessa. Sì. Prego. Ma che sto era fatto? Che sto era fatto? Assassina, delinquente! Morte fanno a percussione sua vista! Cioè non mi dice niente, capito? Perché chi la mettiamo sta arrostendo? Che la mi sta scurtando? Dove essere? Io non aver trovata dove essere? E che su ma posso dire, vabbè, come sto muore con un WhatsApp lei? Ma tu vieni al naso, vieni qua che
Buongiorno, good morning. Come avete dormito, confitas? Una mappina, mia cara miss. Tengo tutte le ossa sfrantumate con Matteo. Congratulations! Come state, Vaio? Ma sai che tu chiedere va? E tu, Raffaellina, tu come vai? Il vestito! Ma non faccio che state nel programma seguito! Io contenta! Qui siete tutti molto contenti? Uè, scostumata! Lascia su te, l'altra sciacquettino! Guarda scostumata! Quella la miss qua è straniera. Non ti spreme bene, Ottaviano. Deve essere il lavaturo! Io l'ho cercato tutte nelle scapolature e non l'avevo trovato! Cioè, qui hai da scafoccatura, là, io volevo quando in lavatura. Ah, non c'è, secondo me dovrà una mano alla riva! No, mia cara miss, no. Voi non tenere mano di lavannare, no? No, non avere mano di lavandare, tu puzzolente. Io la mattina lavare, io la mattina sciacquare, tu puzzi. No, che stavi di cagava, ma che rida l'acqua a affogare le copie. Aspetta, la pintina Missa, tu vuoi? Tu guarda me, guarda tu vuoi? Vuoi fare ora dell'angiolino, miss? No, vai per mare. No, mare. No. Io? Vieni a bagnarla. Ma staffa! Cucinala. Ah, devi più un sacco. Come dire piccola cucina? Ah, una piccola bagnina, po'! No, grande bagna. Ah, una bagnarola! Ma voi non capite! La miss cerca la vasca da bagno. Bravo, Cizzarello, ti sta bene? Miss, guarda a me! Mi dispiace! Quella vasca da bagno noi non avevo! Mia cara miss, noi in questa casa ci laviamo pezzulo per pezzulo. A torcia? No, ma posso stare a me. Però non prende i cilini per picciare. Che ne so, io va a picciare, se mi viene qua. Che sta picciando, ci non ci pensa tanto un sulle. Io ieri aver camminato lungo, lunghissimo marciapiede, aver fatto molto la sporcazione. Mamma, scusate miss, avete fatto la prostituta. Non aver capisciato. La missa, mia sorella vuole dire! Voi! Fate la coccolona! Io andare a letto sporcazione. Amici, bravo datti la puttana di casa è mangiata sempre pagliarona. No! Casa mangi solo oro! Perché ho parlo sta mangiando tutto Salvatore! Mamma, mi stai ammuzzando con sto pane! Ma guardate, dacci! Capo morso troppo, non ne ha parlato! Calma Dozzi, io parlo di questa. Io parlavo di questa mangi più fuori, capito? E non dopo! Oggi, ma che non la puttana fa? Ecco il mio maestro. Lui mi ha detto tutto il vostro Parlamento. Mi ha spiegato molte parole in napoletano. Stronza, fattanda e inguacchiata. Io dire grazie a voi come lui aver detto grazie a me. Sabato, mamma! Ma tu sei combinata, mamma! Sei spura! Tutt'altro! Sei Dai, muscucciare, no? Caso ne imparare una napolitana. Allora, mo, per malvado, la ci può fare male parole. Simpatico questo scurnazzello scurnacato. Aspetta, vi devo chiedere una cosa. Potete aspettare un minuto qui? Cicci, avete saputo qualcosa che Era giù. allora, mia cara miss, ma voi capire proprio tutto del nostro Parlamento? E allora spiegatemi una cosa, mi sapreste dire se il fratello di mio marito è tornato dall'altro mondo ricco o è tornato più puzzente, sfrantumato e spavracchiato di quando partetto? Neanche una parola. Ah, che strada su quando è, sai? Vai, vai! Che dire? Ma io tu sai, Significare? Buon tu sangue due loro! Non mi devi Alissa, mia sorella vuole dire
bravo. Ma tu sei proprio più round! Prima americano significa amore libero e cuore batti cuore! A te ti sbatto il cuore! Amore, a me rimane la forza. Una panzatina, a te ti sbatto, a me no. Vabbè, basta! Quando ci tocca, Quando ci vuole per qua, quando ci vuoi aspettare la mattina, quando ci vuole. Oh, dica, io c'è sci. Un caffè, un aperitivo, un giornale, bastano 25 lì. Di cultura. E mi vorrà. Te lascerai. Ma che sto dicendo? Alfredo mi bello, ma tu sei proprio guaiato, ma proprio... Basta, andiamo a pigliare collera, pupatella mia. Andiamo uscire. Tu sei un grandissimo guacchiato. Ma che stai dicendo? Non faccio niente. Tu geloso. Tu non essere geloso. Tu sei un grandissimo cornuto. E come cosa fanno Cirino? Sei imparato tu, diciamo. Ci sta Sei imparato tu. Faccio dire. Perché tu ti la capa fresca, ti piace paziare. Faccio dire. E devi certi la quadriglia con la balla di che cervello, no? Cercare non fa brutta figura come pazzo. Almeno questo. Andiamo insieme, sciaccare, andiamo insieme. Ascolta. No! No! Io vi denunzio! Quanto sta qualche che dici che con questo fondo? Io vado dopo questo! Io denunzio prima esso e poi esso! E pure il capitano della nave l'ha buttata qua! E pure il presidente dell'America! E soprattutto a Cristoforo Colombo! Perché viene stato chiamato su! Era animale in Italia! Cristoforo Colombo! In Italia! No, aspetta là! Non basta! Quella che si c'è in house! Una sola, Filippo. Non mi andai se provata. E ce ne costa lacrima sta America. Sta finito. A noi la musica. C'è la chi sta cantando sta canzone! Canale fuori una paga! Cirino! Cambiate canzone che stanno di proprio malauria! Ma la voglia all'America sta lontana assai. E cosa vai a fare, male? Torna giù morte e mamma prima. Torna nel pazzanteretto, torna. Basta, mi devo andare là! Vado con me! Non mi fate la cena con la buia! Quando c'è? È successo qualcosa? Ma che è stato? Non mi disse strillare! Ah, vedete strillare? Ma faccio pubblicazione e non se ne parla più. Il fratello di mio marito è tornato dall'altro mondo, più morta e fame e frantumata quanto mattetta, ed è venuto qui, in casa nostra, a se mettere un coppa e spalle nostra. Ecco qua, mo sapete tutti quanti. Ya, ma non ha luccato, non concè. Ho sapito come si dice. I panni sporchi si lavano in famiglia. Guaglio, io vanno sporchi e lavano la mattina a sera. Io sono la mannata. Per chissà non lo sapessero ancora tutti quanti. Me lo voglio far scrivere pure sui biglietti da visita. Concetto a bel vedere, di professione la mannara. Sposata, sottoscritta Cicillo Sproccolo, ma strascia dilettante e morte fame di professione. Niente, la sfida fra me e mamma. Ci stiamo dichiarando i titoli e nobiltà. Andiamo, Cicci, non dici queste cose. Voi siete gente valuta bene, stimata. Ne siamo a disposizione! Se mi fa qualcosa, ma voi non la concetto! Finite no! Che volete fare? Oh Gigi, sapete come si dice? A dove sta l'onore guarda l'ultimo signore, lo volete? Non è vero, non è vero. Se un signore guardava il capo, che casa è sempre stato nuovo. E no, si è arrivato a guardare in basta casa. Non mandava un angelo, hanno beato, hanno santo. Eravate San Gennaro. Oh Cicci, ma siete massettati? Ma se venite corse. Che ha fatto frate vostro la cacciata? Sì, sono da zeppunna. Guardate qua, stiamo in festa, stiamo. Oh, mi auguri, che piacere, che soddisfazione, ho avuto applauso con cavaliere. Sì. La cosa sarà veramente complicata, posso parlare a tutti quanti? Parlate, vai. Oramai siete ricchi! Ho avuto applauso con cavaliere. Per figurarmi una volta, il vostro carto vostro. Però, voglio sperare che mi pigliate a fare la burro.
Come non vi affaticare? Oggi sì, non ve ne pentirete! Io sono come un cane fedele! Io do l'anima, do il sangue! Ne avessi proprio bisogno, soprattutto i santi. Cavaliere dei miei stivali! Spartavano Non c'è da dire, cosa state facendo? Cosa fa? E poi come ci può pure a me? Sono anni che sto sotto il tacchio, sotto gli artigli! Vieni cavaliere, vieni, sto aspettando! Ma dicitemi una cosa, un cavaliere stava nel mercato. Come una panna feroce! Madonna mia, ma come Voi si non fa? sapete che cosa ha detto? Ha detto che io non lo faccio papà perché mi mette a paura lui. E oltretutto e avete abbindolato il figlio ma voi chi apparire da casa. Ai Trill ci hanno incrociato la coglione per sotto naso sperando che succedesse il fattaccio e passa l'aveva sposato. Angeli a mamma non c'hanno venuto sopraffatto! Io invece sto quasi per morire. Ma come? Oh cavaliere a destra pavato, subito cicci! Subito a destra pavato! Come Va, subito! E come va? Non c'è, faccio pensare una cosa. O vado a tuo marito e mi faccio una cosa ai soldi, va buono? E chi le deve dare a Pini? Io spacco la camera a scapinetta! Bravo. Non ti preoccupare! Non ti preoccupare! Calmati, ci pensi anche su! Ma io non capisco. Fermi tutti! Ho risolto tutto! Oggi ci, facete un prezzo, mettete una firma sotto a sta cambiale. Perché? Sono 500 lire, ma basta, no? Ma come non mi basta? E mettete 5,50 con poco non interessa. Ma no. Mettete la firma qua. Ma forse non ho afferrato bene qualcosa. Oh mio cugino, ma vostro cognato! Concetta, sentite una cosa. Non vi prometto niente però. Ma vado proprio si fa scalo, poi uscite, ma ricordate? Chiedete solo con te. Faccio tutto il cattivo, non mi preoccupate, volte con cosa i soldi, ma buono. Oh, santissimi apostoli Pietro e Paolo! Oggi ci, scusate, ma com'è? Scusate, stiamo parlando di cosa seria qua. Oggi ci avete firmato, tutto a posto, non vi preoccupate. State tranquillo, che a carcere è malattia. Sapere non la mice! Fatemi sapere. Ma come a carcere è malattia se non la mice? Ma chi se ne cacciate niente? No! E mi facete il lucchino che sta maniera! Ma ci metto più il lucco! Io mi sono rovinato! Sono distrutto per vostro! Ecco basta! Mannaggia, che va? Io ho tagliato tutto! Io ero in questa casa e mi dovevo imporre! Dovevo dire, uè! Ma vita va! Ma vita va, hai capito? Porco! Il mondo individuo! Ma come vi permettete di trattare così a questa brava gente, a questi onesti lavoratori che non servono un padrone avido come mio padre? Vi farà licenziare! Capito no? No, Don Vittorio, lui non c'entra niente, che lei è una brava persona, è un pesce a letto là. No, signora, per piacere, non tentate di scusarlo. Io conosco bene i sistemi di questo individuo. A lui basta che lavora con mio padre. Ma che pensate? Che è un dato giudizio? Ma vita papà! Ma quanto deve avere, Farabutto? 100, 200, sì? Tenete. Ve lo do io il denaro. E raccogliete il denaro! Raccogliete il denaro! Ecco, raccogliete! Antonelli, raccolgi! Bene, Io sapevo! Ha spezzato lui. Mamma mia, ma tu ci pazzi. Raccogli il denaro! Cosa fa? Raccogli il denaro! Lo raccolgo! Però le mie miranze, E quanto denaro che tenete su signorino da sacca! Sì, proprio ci sciattate i soldi proprio. Restituisci il denaro al signorino. Come? Noi questa gesta non la possiamo accettare! io non capisco. E dice a te lo brutto che non è così! Sì, noi non votiamo! E andate a dire a vostro padre che se noi sapevamo voi chi eravate veramente, quello che è succeduto
è vostra e vi siete presentato in questa casa con un quesedonno. È vero, Francesco? Certamente consista! Perché noi, sentendo povero studente, allora dicemmo, vabbè, possiamo anche inserrare un occhio, perché proprio a questa parola poco. Non c'è, che ci siamo affezionati. Ma sentimmo quando andiamo felici, non pare come parte dell'abitudine dei famiglie. Sì, Don Cicillo, Donna Concetta, voi mi state mortificando, sì, ed è anche giusto. Ma adesso vi chiedo di accettare questi soldi accartocciati, vedete? Non per me o per voi, ma per quei miei occhi che piangono. A te! Io non voglio niente a te! Angelina, ma che colpa ho io delle infamie di mio padre? Io adesso sono maggiorenne, ho 18 anni. Posso anche rinunciare a tutti i beni di mio padre e me ne vengo qua. Oh! Salvo come a po'! Madonna mia! Dai! Ti prego, accetta questi soldi e non raccogliete voi! Oh, ma devi dare la tosta, e chi non raccogliete sempre là? Ah! E va bene, dai, io ho capito. Spazzate via questi soldi. Mandateli da Monnezza. È il posto migliore del denaro disonesto. E questa qua! Ma che sono? Che sono terra, ma che veglia l'America? E chi sono sti soldi? E nessuno! Andiamo a me! Ah sì, e non come un zoo! Ci sarete sul nuovo momento di pazzia! Che stiamo parlando di cosa serio? Che sta pazziando? Con questi chiari non si mettono i soldi da un mezzo. A me mi servono. Gesù, io ho parlato, che sono queste cose serie? Stanno in famiglia, va? Non ne ho vero! Che ci stanno strani! Se ne andai! D'accordo. Don Gennarino, venite qua. Qua! Qua, vedi! Voi ricordatevi, che qualunque cosa succeda, sarà sempre tutta colpa vostra e di mio padre. Ho detto, ma come la fa? Io ero mandato, che me fa? E va venite a sta casa e mi dice che non mi pagate, ma che mi pagate a fare? Non mi pagate, figlio, o cavaliere più chiacchiere, non mi pagate! Benissimo! Silenzio! Ora sto qui con mia moglie, e non basta pipi, non basta pipi tutto il mio cuore. Ritenetemi licenziato, basta! Sarò l'esattore di me stesso. Cavaliere, vi prego! State là, poi parleremo. In quanto a voi, donna Gertrude, eccolo là, il nostro caro e amato figlio. Lo vedi? Gli occhi a terra, la fronte bassa, e non osa guardarci. Ma non perché abbia qualcosa da rimproverarmi, semmai per il contrario. A questo punto, una madre potrebbe anche piangere. Ma siete per poco, ma chi si trasano, fanno tutti i fatti allora, parlano e non salutano basta. E questo è scostumatezza. Sono le padrone di casa, sono. E che c'è? Tu ho bisogno, non lo fa. Oh, non lo bevi, non lo va. E questo non sta bene. Come non sta bene? No, ci sarà visto il cavaliere. C'è sempre un piacere. Non sto bene, non so. Sta visto il cavaliere. No, ammisso cavaliere, siamo tanto onorati che siete venuti voi e ci avete portato anche la cavallata. E allora sta pure volete, non mi imparate a stare. Dicevo, mister cavaliere, mio fratello il salotto non ce l'ha, ma la seggiola la voleva là senza offesa. Ma non credo che ce ne sia bisogno, sarà una visita breve. È una visita inutile. Ci sta sempre presto, sto cavaliere. Cesare, falla parlare di mamma nostra. Sta zitto. Ma non sto zitto, parlate tu, E potreste avere anche molto da ascoltare. Coglione però mi piace, E tu, Vittorio, io non ti consento questo tono. Mamma, ma voi non ve ne siete accorta che sono cresciuto un poco? Mamma, io non sono più un bambino. Ma nemmeno un pazzo. E infatti non mi farò piegare. Oddio, cosa c'è da fate spazio, fatela respirare. Cosa ho detto? Ci dite che ci voleva la Signora Certona! Gertrude, mia moglie si chiama Gertrude.
Signore Centucci, gettona! Volete un bicchiere d'acqua? Un cordiale. Un cordiale, Grazie, non voglio niente, mi è passato. Si sente bene questa povera scoglia! Ma dove si prende? No! E quello è un americano, ma un'altra lingua! Sì, americano! Ma che cosa mi doveva capitare? Ma che cosa mi doveva capitare? Buoni, fettente, non ti arrabbiare! Non ti arrabbiare! Basta! Io non voglio stare un minuto in più in questa casa! Ti prego! Va bene, Gertrude, ma mi stai chiedendo tu? Pulite la Sergi pure! Non credo che ci sia bisogno! Io sono stato ufficiale d'artiglieria! E io sono stato fuciliero! Vittorio! Signor sì! Ma che... Mi metto sugli attenti. Voi siete stato generale d'artiglieria e quindi siete abituato a comandare. Vitto stai esagerando! Io sono tuo padre! Ed io me ne fischio! Nessuna sedia! Non voglio vedere più mio figlio! Voglio andare via! Ok, parliamo! Quando non dovete pagare. Quando non dovete pagare. Chissà, c'è essere pagato, c'è essere pagato subito! Va bene! Sì, ok, sì! Però nel frattempo non perché non ti stai zitto? Non ci devo fare! Non ti preoccupare, stanno arrivando! Stanno arrivando! Arrivano! Ho una cuccia! Che sto a fondo, risolto! Hai risolto? Da? Sì! Vai, ce l'ho! Cavaliere, mo vi rispondo io a posto di mio marito che lui non sapeva come rispondere. Io mo vi pago adesso, ora, prende Maglianna! Benissimo, sto aspettando! Faccio E voi non mi avete fatto pure parlare! Me volà, ma fra 5 ore! Oh, zitto bene! E come vuoi dici queste cose a chi? Che me le Non hai concetto, allora? Allora no! Cavaliere, io volevo dire, no, che io ci pare che ho detto privente e mangiare! Allora prevende! Insomma, mo mi spiego, ne parlo che poi uscire da Ciccino, ma dici tutto così! Cavaliere, insomma! E voi volete mangiare prima di frivere? Ma non lo sapete che è frivente? Ci fravimmo buono! Mamma, se ne manda il Manduccio! Tanto te la rata! Sì! Sì, ma la rata. Te la dà? E allora aspetta un momento! Cavaliere, mo vi faccio vedere subito che razza di gente siamo! Armatura! Sì, grazie. Oggi ci veramente è successo un piccolo intoppo. Ma cosa niente? Guarda, tipo correre per fame adesso, no? Ha già portato i saldi in la sacca. E qua c'era una brutta notizia. Non puoi cambiare la vita per lo stesso, però non mi preoccupare. Perché a carcere e malattie severe non la micia. E io non permetto. Povere, sputtato tu, facci la malattia! Come avete la malattia? Allora, sto aspettando. Dite, cavaliere, quello è successo un infortunio. Quel ragazzo correndo ha perduto i soldi. Ha perduto i soldi? Sì, ha perduto i soldi. Ma state scherzando? No! Mi state prendendo in giro? Ma no! Ma che razza di gente sei? Ha perduto i soldi! Noi, questa famiglia siamo pieni di dignità! E datemi la dignità nostra, assai! Questa è mia sorella la Filippa! E mo che bene, cavaliere! E i soldi, ci batto male! Bravo! Vediamo! Così! Tu! Va bene? Io non voglio niente più, anzi, ci rinunzio. Basta che mi lasciate a casa e veniate. Quanto volete, dite e parlate. Allora, cavaliere, come ve lo dico io? Mamma, perché non me ne vuoi una parte? Fammi.
Cavaliere, no, questa proposta ci lusinga, ma come ha detto mia cognata prima, noi teniamo una dignità. Non possiamo accettare. La dignità? Ma quale dignità? Che ne va a rubare i soldi più? A rubare? Certo. Ma allora mo da giro tu, cavaliere, a rubare a me. Vieni. Ma pare che roba, ne che? Guarda qua, guarda quanta marracchina l'hanno consumata, l'hanno rusicata. Ma sai quando mi ha fatto i panni, hanno torciuto, hanno lavato, hanno stirato? E a così la volevo portare, a mi si tagliando un cuore, Vieni. E vedi sti male come fanno schifo? Effettivamente fanno un po' schifo. Sai quando martellate storta hanno acchiappato sti mani? Lo sai? E che non lo sapete? Lo sai che sti mani quanta terra hanno scavato in dei minini? E in mano tu come sono? Come fai vedere? Sono bella, pulita, profumata, perché che hanno fatto sti mani? Hanno acchiappato, hanno stipato, che stanno fatti? Allora cavaliere, mio fratello soldi non ne tiene, non è cavaliere come te. Però io l'ho già portato un tesoro importante! Che mi hai portato? L'ho già portato il cuore in un frate che soffre per Cavaliere, fino a prova contraria, questa è ancora casa nostra, quindi iate venne e mandateci lo spratto. L'udienza è finita, andate via. Gertrude, andiamo. Nicola, ma come posso? Tu sai tutto. Io sono una madre. Io sono un padre. Ma questo supera tutti i limiti. Don Cicillo, donna Concetta, sappiate che in me non c'è entusiasmo. In me c'è rassegnazione. Ma io non sono venuta qui per le mensilità arretrate. Noi siamo venuti per questa testa malata di mio figlio. Noi siamo venuti per chiedere la mano di vostra figlia Angelina. Mamma! Ma voi veramente dite? Eh sì, di fronte alla cocciutaggine di mio figlio, mio malgrado, ho ceduto. Io no. Ti lascio fare, ma per conto mio non accetterò mai. Ma questo signora Cavallare, è un odore troppo grande che ci fa, veramente. È vero, per noi è una gioia. È una gioia. È una felicità. Sì, Ti trovo una martellata davanti. Per piacere. Signori Cavallari, scusateci un attimo, mio fratello si vuole consultare conmigo. Subito veniamo, Vieni qua, ma voi la così accettata subito senza... Cesare, fermate là. Ma tu fossi tornato all'America tutti i scemi di questo paese. Ma perché sai come si dice? Give time to time. Che significa dai tempo al tempo. Dovete rifiutare. No, questo per noi è una fortuna. Ma voi vedete l'importanza, ma da sostenere. non dovremmo sostenere come battere il non Fammi fare. Cesare, fallo per tutti i santi da stanno imparando. Tu ti fidi in me? No! Mi ricordo che la signora l'aspetta, dai! Eccoci qua, arriva subito. Eccomi a voi, Cavallara. Come dicevo prima, e come mi consultavo con i miei cognati, fratelli, insomma, questa offerta la potremmo anche accettare. Anche? Ma si deve pensare bene. Si deve pensare bene! Sicché vorresti rifiutare! Certo che vorrei rifiutare, ma te chi ti fa parlare a mezzo? Tu direi che non rispondi più. È normale, io sento dire certe cose, lei vuole rifiutare! Vai! Vado, fate sì. Comunque, in ogni caso, se potesse pure accettare, come dicevo, ma la cosa fondamentale è voi a chi suo figlio, che lo dai? Vedo che dico! Io che dico! Che lo dai? Adotto! Ce l'hai una dota? Io gli do 2 milioni in contanti! Oh, 2 milioni! Benissimo, benissimo! E che sei? Sai te cavaliere, sai Va bene! Sono cose da pazzi, capito? E va bene per l'amore! 2 milioni in un appartamentino! Io appartamentino con tutti i soldi che tenete, cavaliere, sai No! E adesso state proprio esagerando. Perché io ho ceduto, sì. Ma sappiate
che mi sono resa con grande dolore. Perché? Perché nella tasca di quel pazzo ho trovato... Fate quello che dovete fare. Fate vedere se carichi, sparate! Ma certo che spara! Ma come mi sono trovato la davanti qua? Se stiamo andando all'America, se one moment, risolviamo tutto, risolviamo, Sparate a sto pescione, Aspetta, non sparate! Cavaliere, aiutatemi! Ma basta, aspettiamola con questa sceneggiata! Sofia, dici a noi, voi cosa volete? calma, calma, capisco il momento di agitazione, calmiamoci tutti qua. Allora, voi a sto figlio vostro, si tullerà l'appartamento con il telefono. Andaci, hai visto quello. La macchina serve 5 milioni in contanti e la casa per la villeggiatura. Allora possiamo ragionare. Senza questo non facciamo niente. Ma scusate, ma lei mi sta ricattando? Ma questo è un matrimonio d'amore, giusto? Ma non certo di interesse! Sono d'accordo. Sono d'accordo. Io no. Ma voi che parlate, dite e fate, proprio voi, a quella ragazza voi, ma che gli date? Avete ragione. Che ci? Voi a quella ragazza, voi, che gli date? Ma tu, perché non te lo vai a Ci facciamo brutta figura con la cavaliere, a quella ragazza che gli diamo? Ma che la fa? E dai una luce in mezzo! Mi si muovono tutte le cose! Mi esce ma cosa dai, ma... Certo, io mi ricordavo che gli scemo, ma si deve dare più scemo ancora. E dice, Cicci, come passa la vacca? Va qua, Pippo, ci sali. Va buona. Ecco, vacca, non ce ne stanno, tieni. Che guarda! Sono scecco, sono sotto, chi? Ma dove tu l'hai buttato? Trattami bene! Trattami bene! Ci sei? Ma perché ci hai fatto questa coppia spirituale? Tu mi hai fatto portare a lui, mi hai fatto... Frate perché solo nella sventura, quando si veramente un morte fanno, può capire chi ti va bene e chi no. Scrivi, non lo vuoi imparare stavolta, non Ma io non mollò! non voglio. Tre mollura! Come fa questo nome? Tre mollura! Ma siamo tutto un parlare. Dai, 7 mollura! Non c'è, vieni qua, dico tu che ci vuole la stavolta. Ah no, aspetta, tu stai scivando, vieni qua. Scusate, permetti. Siamo tutti quanti, Allora, qui c'è? Ah, ti metto suggezione. Cicci, vieni qua. Cicci, come si fa lo zero? Guarda ma pure! Ma ricorda la nonna? Quando ti facevo fare cococco? Ah, Ma sempre Ma tu stai in mezzo alla vita questi cococco. Ma quando mi la via? Frato mio! E come si dice? Come si dice? Quando vuole tu! Non basta! Ma basta va! Chi tante e chi niente noi stiamo a guardare. Stiamo abbracciando, sono felici, spero che vi siano piaciuti. Vi ringrazio per la vostra numerosa presenza, grazie alla quale riusciamo a portare questo progetto, questa missione di solidarietà a chi ne ha bisogno. Dopo infatti a fine passerella salirà sul palcoscenico Antonio Miele, che rappresenta il gruppo Noi per gli altri. Allora, velocemente ringraziamenti alla responsabile di sala
Marina Messina, trucco e parrucco rispettivamente Chiara Stella Di Fiore e Anna Lettieri, il cameraman che ci guarda con il suo occhio digitale da lassù è Pietro Piperno, il fotografo Luigi Buonincontro. Ringraziamo anche del lusinghiero articolo che ha scritto sul tableau dedicato ai genitori, sei stato molto gentile. Il fonico, il luminotecnico Carlo Alborino, come sempre un grande professionista, la famiglia Puzzone che ci sono sempre vicini e tutti gli sponsor che avete sentito durante l'intrattenimento musicale. Inizio a presentarvi i protagonisti. I primi sono stati quei ragazzini che avete visto fare quella vecchia iniziale con Maria Grimaldi. Loro in effetti non sono altro che dei ragazzini che si sono avviati a fare un corso teatrale per bambini con la bottega teatrale di Maria Grimaldi. Quindi prego ragazzini, dove state? Ci state? Eccoli qua. Bravi. Ne manca uno, perché? Rebecca. Allora, come vi chiamate? Buono Romano, Piera Caruso, Giuseppe Lombardo, Mario Petrino. Perfetto, grazie, mettetevi un po' di lato, si potrebbe fare Ottavio Bonomo, dov'è? Si potrebbe fare un divario con questi bambini come li hai visti? Tu che sei un artista con la A maiuscola. Mi fa piacere. Ragazzi, stiamo facendo il compleanno di Ottavio Bonomo. Ok. Adesso invece, prima della passerella degli attori, voglio chiamare sul palco, perché sennò alla fine poi non si rifila nessuno, sono i tecnici geni attori, grazie ai quali il teatro si fa, perché senza microfono il teatro non si può fare. E sono Gennaro Montano e Adriano Alcamura per le scenografie e l'oggettistica, Marco Panico per la quadroazione dietro alle quinte, Anna Maria De Carlo per la preziosa collaborazione alla regia, mi ha affiancato, grazie Anna Maria, e infine la passerella dedicata alla ribalta per gli artisti di questa commedia. Prima di tutto il meraviglioso corpo di ballo capitanato dai maestri Anna Rita Ragosta e Enzo Parità, grazie maestri, grazie, con le ballerine Maria Giovanna Ragosta e Giulia Giacinta Amoruso che sono insieme a me. Grazie. Gli attori ha interpretato Salvatore Vincenzo Zitto, la signora Sperandeo e Carmela Elmo. I nobili Botta sono Nicola Lombardo e Lucia Maristo. Loro sono dei membri, è la prima volta che salgono sul palcoscenico del Teatro Italia, sono stati bravissimi. Armanduccio Sorrentino e Giovanni Travaglino. Un'altra new per i genitori è Vittorio Botta, Giovanni Cristiano Ruotolo. Maddalena Ferrante. Luisa Podesta. La sorella Maria Ferrante è stata interpretata da Francesca Messina. Gennarino Pesce, l'architetto Marzio Di Lauro. I due americani, Cesarino e Miss Mary, sono Emanuele Mione e Anna Novelle. Il doppio ruolo di attrice e cantante, la conoscete tutti, lei è Marianca Panico che ha fatto Angelina e in arte è chiamata Ariarca. La spumeggiante Raffaellina Belvedere è stata interpretata da chi?
se non lei, Annalita Marinieri. Cicillo Sproccolo e Concetta Belvedere sono Giuliano Cennamo e Maria Grimandi. Infine, a parte che, scusate, una cosa personale, voglio salutare i miei amici di una vita che alcuni non vedevo da 10-15 anni, là sopra è un bel gruppo, i miei amici di infanzia, li voglio bene, grazie. E anche dice sul passo del Foscagno, là sopra c'è anche il gruppo Dante poetico che voglio bene, grazie. Perfetto. Chiamo sul palco Antonio Miele del gruppo Noi per gli Altri per la consegna della beneficenza. Buonasera a tutti, io sono Antonio Miele e sono l'amministratore del gruppo di volontariato che si occupa di gestire alcune problematiche di questo paese, di questa città, scusate. Acerra è un paese che ha molte difficoltà sociali e cerchiamo di dare un aiuto da dove è possibile. Questa è una città che risponde tantissimo. Davvero ieri abbiamo fatto una raccolta di generi alimentari e non vi dico cosa non è stato raccolto e siete eccezionali. E io devo ringraziare la Officina Liberi Genitori perché questo è il secondo anno in onore di questo dono e questo ci permette di poter seguire queste opere di beneficenza e di socializzazione. Voglio ringraziare tutta l'Officina Liberi Genitori a nome del mio gruppo, in nome degli altri. Il sole continua, grazie anche a voi e agli sponsor. Vi auguriamo un buon Natale e ci vediamo l'anno prossimo con una nuova commedia. Grazie. Perdonate, prima di andare via, dopo in obbligo il ringraziamento da parte di tutti noi attori, il ringraziamento al nostro capitano coraggioso, il nostro volontiero, il nostro mister Papaluoto. Gente elegante e potente, ma sta gente che fa? Gente che ama la gente, sta gente c'è